Due lavoratori morti per infarto in due distinte situazioni. A perdere la vita sul luogo di lavoro alla San Benedetto di Scorzè dopo le 19 il cittadino di origine bengalese Kazi Shakib, di 48 anni, lavorava come carrellista per la cooperativa BS, trovato riverso a terra da alcuni colleghi che, attoniti, hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto, oltre al SUAM 118, arrivati anche i carabinieri e lo Spisal. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Per il carrellista non c'era più nulla da fare e i sanitari hanno potuto solamente dichiararne il decesso. Poche ore prima a morire di infarto Natale Simon, 55 anni, dipendente Veritas come autista dei mezzi per la raccolta differenziata. Aveva da poco finito il turno di lavoro a Portogruaro quando, rientrato a casa verso le 14 a Concordia Sagittaria, il suo cuore ha smesso improvvisamente di battere. Già fissata la data dei funerali previsti per il 12 giugno alle 15 a Concordia Sagittaria alla cattedrale di Santo Stefano, le due morti hanno riaperto il dibattito sulle condizioni di lavoro e sulla prevenzione. La CGIL ha chiesto alla San Benedetto un confronto urgente anche con le rappresentanze sindacali sui carichi di lavoro e sulla gestione di turni. La CISL sottolinea il nodo della frammentazione di responsabilità con la catena dei subappalti. Ma quello che io mi chiedo è, e i committenti coinvolgerli direttamente, evitando che ci siano sempre richieste più assurde o implementazioni di servizi o pressione indiretta anche ai lavoratori, e le istituzioni, noi non possiamo che stringerci al dolore dei familiari e sperare che questo bollettino cessi di aumentare.